La volontà di valorizzare il sito Patrimonio dell'Umanità con la sostenibilità, con questo link ferro-gomma, la possibilità di portarsi le biciclette e quindi di pensare ancora di più a un servizio che dovremo dare a quel milione di turisti che arriverà entro i prossimi 5-6 anni. Arrivare in treno a Conegliano e raggiungere in autobus le colline UNESCO, tappa dopo tappa, fermata dopo fermata, si chiama Prosecco, il Link, la nuova soluzione che dal 1 luglio Trenitalia e MOM metteranno in campo per accompagnare turisti e visitatori alla scoperta del patrimonio dell'umanità. I pullman sono pronti a partire per un anello che regalerà emozioni sia paesaggistiche che enogastronomiche. Noi siamo fiduciosi che questo servizio treno gomma sia molto usato poi dalla gente. È importante che nella mobilità pubblica il treno e la gomma siano insieme, perché è così che la mobilità pubblica può in qualche modo dare un segnale anche rispetto al mezzo privato. 60 persone che salgono su un autobus come questo sono almeno 30 auto in meno. A questo si aggiunga la possibilità di trasportare le biciclette. Un quarto di quelle movimentate in Italia, circa 25 milioni, passa per il Veneto. Insomma, operazione pienamente sostenibile. Peccato, dice Zaia, per il colore. Cerchiamo di fare una roba, ci mettiamo noi il costo, ma li dobbiamo far verdi con l'immagine delle colline. Perché quando il pullman passa non si deve vedere. Rosso sulle colline non mi piace tanto.